Mogliano Veneto sfiora i 30.000 abitanti, 110 dipendenti comunali. Il sindaco Giovanni Azzolini lavora a tempo pieno in municipio. Noi lo abbiamo incontrato e ci ha fatto vedere la sua busta paga. Buongiorno sindaco. Buongiorno. La sua busta paga ce la fa vedere? Ce l'ho qua con me, questa è la mia busta paga da sindaco di Mogliano, quasi 30.000 abitanti, la busta paga recita 1.446 euro. Sindaco 24 ore su 24, nessuna indennità come primo cittadino, ci dice, nessuna pensione, nessun vitalizio né tantomeno una tredicesima ed ancora non percepisce alla fine del mandato alcuna buona uscita. Insomma una paga tutt'altro che d'oro, mentre sugli stipendi da capogiro dei parlamentari dice: è giusto ridurli, soprattutto in questo periodo di crisi, ridurre il numero di parlamentari, ridurre i loro stipendi e togliere quelle inutili pensioni e soprattutto pagarli per le presenze che fanno in Parlamento. Ci spostiamo sulla sinistra Piave dove incontriamo il sindaco di Maserata, Floriana Casellato, un comune che conta 9.394 abitanti. Queste sono le mie buste paga. Nel 2010 ho percepito per tutto l'anno 1.254 euro. Senza tredicesima, perché ero in punizione per aver sforato il patto di stabilità perché dovevamo pagare le scuole. Nel 2011 la mia busta paga al netto, senza tredicesima, ripeto, è di 1.862 euro. Anche per il primo cittadino di Maserata il lavoro in municipio non ha orari. Ma ha qualche vantaggio come sindaco? Lei sorride e ci dice: in comune non c'è niente, c'è una macchinetta per il caffè con i bicchieri di plastica e anch'io mi pago la mia chiavetta e pago il mio caffè.